Di Rosa, una conferenza stampa ora per denunciare determinati comportamenti del distretto sociosanitario D1 cui Agrigento è capofila. Sì, intanto chiariamo che il distretto D1 nulla ha a che fare con l'ASP, è un distretto che compongono 10 comuni della provincia di Agrigento, comune capofila Agrigento, comuni che lo compongono tra quelli che mi ricordo, Raffadali, Porto Empedocle, Ioppolo Giancascio, Sant'Angelo, sono in tanti, 10, no, non in tanti. E allora cosa accade? Il 27 di novembre si riunisce il coordinamento dei sindaci, dovevano deliberare, ma anche lì c'è un punto nero, dovevano deliberare su proposta del dirigente, il dirigente è il dirigente dei servizi sociali del comune di Agrigento, comune capofila, dovevano deliberare un avviso di assunzione di assistenti sociali, sociologi ed assistenti sociali due tipi, assistenti sociali A e assistenti sociali B. Non in quella stessa sede non deliberano, perché quel verbale, e questo purtroppo per loro io so leggere i verbali, non c'è scritto che quel verbale viene approvato a unanimità dei presenti, 5-4, i presenti, non ci sono scritti neppure i presenti. E comunque quel verbale non è mai stato approvato. Pur non di meno, facciamo finta che lo abbiano approvato, doveva essere pubblicato un avviso che non è mai stato pubblicato fino al 12 di gennaio, e che siamo venuti a conoscenza, io per primo, alcune persone stavano presentando delle domande. Cosa accade? Senza l'avviso pubblicato vengono presentate 33 domande da parte di assistenti sociali A, 8 domande, assistenti sociali B 21 domande, sociologi 2 sociologi, domande non ammesse 2. Quando invece su un'ulteriore riunione dell'assemblea dei sindaci si delibera di riaprire i termini, perché avevano capito di aver fatto una boiata, perché senza nessun avviso erano arrivate 33 domande. Vorrei capire, io per primo non riesco a capire, ma io lo so, come erano arrivate queste 33 domande senza avere mai pubblicato l'avviso. Si riaprono i termini e arrivano 222 domande. Ve le di nuovo divido per ruoli: assistenti sociali A da 8 passano a 45, le assistenti sociali B da 21 passano a 157, i sociologi da 2 passano a 4, le domande non ammesse da 2 a 16. Queste sono le solite, perdonatemi l'appellativo, porcate che possono succedere solo ad Agrigento e provincia, o quantomeno se succedono dalle altre parti le sanno fare, e vi ho documentato, avete tutti i documenti di ciò che è accaduto. Non temo smentita, sfido chiunque dei 10 sindaci, dei dirigenti che agiscono in questo senso a smentirmi anche in un incontro pubblico, e non ho assolutamente problemi a dire che ancora una volta Agrigento non si smentisce, perché tutto veniva fatto con urgenza. Oggi iniziano i colloqui il 29 di marzo. Prima c'era l'urgenza delle assunzioni, in 10 giorni avevano fatto dall'A alla Z, pubblicando verbali, pubblicando le domande che erano state presentate, avevano pubblicato tutto in 10 giorni. Oggi siamo arrivati che iniziano i colloqui il 29 di marzo e finiranno dopo Pasqua inoltrata. Cosa dire di più? Io sono sempre per la realtà e la lealtà. Non mi fermo davanti a niente, non ho paura assolutamente di ripercussioni, ma c'è da dire una cosa: Agrigento, la sua provincia, non può continuare a essere gestita da un tavolino.